Natale e solidarietà ad Agrigento, l'ospedale San Giovanni di Dio, su iniziativa del Fiat 500 Club Italia, coordinato da Dario Tabbone. Babbo Natale ha visitato carico di doni i reparti di medicina e pediatria. Ascoltiamo lo stesso Tabbone e i primari dei due reparti, Giusy Mira e Giuseppe Gramaglia. Ringrazio il Club Fiat 500 per questa iniziativa. È un segno di grande generosità e testimonia la sensibilità che il vostro club mostra nei confronti di chi nella nostra città in questo momento sta vivendo un momento di fragilità e non può godere pienamente della festa che arriva. La vostra presenza qui dimostra a tutti che l'essenza del vero Natale sta nella capacità di aprirci agli altri, di creare empatia, di prenderci cura di chi è in difficoltà, di offrire il nostro sorriso a chi l'ha perso e di non lasciare nessuno da solo. Io ringrazio gli Zambognari, ringrazio i soci del club, ringrazio il presidente dottor Tabbone, ringrazio tutti i volontari dell'Avos. È stata veramente un'esperienza bella e che sta lasciando il segno, perché vedo tutti i pazienti e tutti i parenti contenti di questa iniziativa e anche spero che questa iniziativa possa continuare a ripetersi negli anni successivi, proprio perché ha dato veramente un segno, ha lasciato un segno a tutti, ai pazienti, ai parenti, al personale del reparto. Una giornata di festa per i bambini del reparto di pediatria. Abbiamo avuto l'occasione di incontrare per la sesta volta la Fiat 500, capitanata da Dario Tabbone e da tutti i suoi amici che hanno la fortuna anche di avere questo automezzo, la Fiat 500, che è debitamente esposta nel piazzale dell'ospedale. Che dire, i bambini sono felici perché oltre a portare le zambogne e quindi allietare da un punto di vista musicale la loro degenza, hanno ricevuto dei doni e questo fatto sicuramente li incoraggia a reagire positivamente al momento del ricovero, che potrebbe essere un momento di ansia e di infelicità. Grazie a tutti quelli che sono venuti qua, voglio ringraziare anche l'Avus che ci permette insieme alla triade strategica di fare queste operazioni di solidarietà e di affetto, grazie a tutti gli agrigentini che convivono col reparto di pediatria anche momenti di felicità e di gioia per donare questa felicità e questa gioia ai bambini dei genti. Anche quest'anno il Fiat 500 Club Italia, coordinamento di Agrigento, ha organizzato il sesto evento Babbo Natale 500 con una cinquantina di soci. Questa mattina ci siamo ritrovati nel piazzale antistante all'ingresso dell'ospedale per poter poi fare visita nel reparto di medicina, dove ringrazio la dottoressa Mira che ci ha accolti con grande entusiasmo. In questo reparto abbiamo trovato tanta gioia e commozione con i pazienti. Dopo siamo andati a fare la visita nel reparto di pediatria, dove ringrazio anche il dottore Gramaglia, e qui c'è stata tanta gioia, allegria e felicità per i bambini nel ricevere questi doni. Che dire, speriamo di continuare a ripetere questa nostra iniziativa anche negli anni a venire.